massonerie d'Italia. Ma non è vero, è vero, erano due, lui e Pecorelli, non so se è rimasto lui. Ma no, perché fanno fuori la cosiddetta vendetta trasversale, se la prendono poi con te che gestisci la trasmissione. E infatti ho subito detto che sei tu ad averlo portato, io anzi faccio causa. È P4 lui. P4. Lui è la P4. Marco, ma sai che non mi hanno mai invitato? Ma non ti conto proprio nulla. I massoni non sanno mai. Dico. Ci colleghiamo in diretta con chi? Non lo so. Tu hai i numeri, ce li hai? Sì, qualche numero ce l'hai. Diglielo. Ma anche solo una riunione. Facciamo subito come funziona. No, c'è il numero 3666. Esiste davvero, bisogna stare attenti, potrebbe esistere davvero. Mi fai dire, lo facciamo subito fratello, giusto? Sì. Fratelli d'Italia, ma non si nega nessuno. Abbiamo bisogno di iscritti in quel partito. Fratelli d'Italia, che a noi piace l'Italia. Goffredo Mameli. Noi piace molto. Che era massone Goffredo Mameli. Ma no, una così brava persona che ha fatto l'Italia che a noi piace notoriamente tanto. Da nord a sud, specialmente il sud. Ma entriamo nel merito. Scherzi a parte, perché Marco Gregoretti non è abbastanza contento della vita difficile che già fa. Sì. Ha deciso anche di fare un qualcosa che nel 2019 tutti sconsigliano di fare. Un giornale. Ti sei sposato? No, basta. Già fatto un po' di volte. Ecco, perché pensavo stessimo sfidando sempre l'isola. No, non ancora. La famiglia, centro di conflitti. Ha fondato una rivista mensile. Nuova cronaca. Molto più facile che gestire una moglie. Quello sicuro, perché quanti collaboratori sono che devi gestire? Sono tanti. Allora faccio quasi tutto io. Questa è buona, però, faccio perché almeno non hai da dire. Hai preparato il pezzo? Sei pronto? No, ne ho tanti. Quelli, tantissimi. Ma perché mi hai mandato 8.000 battute? Te ne avevo chieste 3.000. Perché pagano a cottimo. Adesso a chi le taglia? Battute pagano di più. Adesso le taglia il mostro di Firenze. Ecco, che salutiamo, che è uno dei nostri ascoltatori più affezionati. Che salutiamo. L'amico mostro, il Re Velotto, sempre ascolta la nostra trasmissione che ricordiamo. Con cosa si parte con questa nuova cronaca? Subito una faccia che tutti gli italiani ricordano benissimo. Malika. Sì. Si parte con... No, lei è il poster all'interno. Vendi di più, io mi permetto di dirti che vendi... Ma non è detto. Beh, adesso io lo compro. Con la Franzoni si parte con l'amica di Malika. La mia amica. Una cara amica storica. Parte subito. Sì. Complicità di Malika. Bravo, depistiamo. Avevo sempre avuto il sospetto che fosse innocente. Malika, però non ne sono sicuro adesso. Un attimo, vediamo cosa ci dicono. Si apre col caso Franzoni. Sì, che posso fare proprio il cittadino stupido che passa davanti all'edicola. Ti riesce benissimo. Infatti un po' lo sono, non c'è bisogno in particolare di Stanislaschi. Vedo una rivista con sulla faccia da Franzoni e dico ma cosa c'è da capire ancora sulla Franzoni? Erano in due, lei è il neonato è stato ucciso, c'era solo lei. Beh, non era proprio neonato. 4 anni, io sono lo stupido per la strada. Quindi non ho le informazioni precise, dico, è stata lei, arrivederci. Cosa c'è ancora da dire sulla Franzoni? Guarda, questa è una bella domanda, perché... Gliel'ha scritto l'autore. Sì, è tutto grazie all'autore Roberto Colombo, la parte tecnica. Era difficile, perché la Franzoni è libera, è fuori, quindi giornalisticamente l'unica cosa che si può fare oggi è intervistare la Franzoni, ma è impossibile. Tutto il resto vorrei, ma non posso. Allora, io ho chiesto al professor Meluzzi... Sì? Di raccontarci tutto quello della mente della Franzoni, scusate, che non abbiamo capito, che non sappiamo. E quindi lui ha ripercorso attraverso le tappe del delitto, il processo, la scena del crimine, quello che noi non sappiamo della mente della Franzoni, ma che era sotto gli occhi di tutti. Ora, e quindi le cose vere, le cose finte. Ecco, che cosa è scattato nella mente della Franzoni? Perché allora è questo il punto, o no? Lui dice una cosa secondo me che è importante. Se lui parte da un presupposto di cronaca e da un presupposto giudiziario. Se avesse commesso un figlicidio, dovrebbe prendere o l'ergastolo o 30 anni. Sì, insomma, il massimo della pena. Se è innocente, se fosse stata innocente,
lui dice non si spiegano i 16 anni, perché 16 anni. Per cui lui pone dei dubbi sulla colpevolezza della Franzoni. Detto in gergo, poca prova, poca pena, questo si dice quando le aule di giustizia sentenziano in maniera particolarmente clemente, e quello. Oppure potrebbe essere, io non ricordo se ha scelto il rito alternativo dell'abbreviato la Franzoni, che porta un primo sconto di pena feroce. Ora la legge è cambiata. Mi sembrava abbreviato perché il processo durò quei 49 anni. Non si spiega. No, lì ci furono poi tanti, non so se vi ricordate, lei all'inizio fu difesa da Carlo Federico Grosso, che era un principe del foro, era stato anche nel CSM, era stato vice sindaco di Torino, e lui disse, da Costanzo, disse: se io dovessi avere il sospetto della sua colpevolezza non la difenderei più. È un giorno dal... E infatti non l'ha difesa più, allora è colpevole. La difesa Taormina. Però è geniale, però, Sì. Lo ricordiamo Taormina, io mi ricordo solo questo dettaglio. Taormina che ferma le indagini, lo ricordi anche tu. Fermi tutti, ci sono delle impronte nel garage che nessuno ha visto. 2 giorni dopo erano le impronte di Taormina, è diventato il mio idolo. Io voglio essere difeso da Taormina e Procaccini. Sì, anch'io. E vuole anche 400.000 euro. Vabbè, quelli non ce li ho. Ha portato anche le impronte, cioè ha fatto anche di più. È lo sprezzo del ridicolo, comunque, quello l'amore per il tuo cliente. Fermi tutti. Mi scusi, Gregorio, abbiamo già mandato in vacca questa cosa, ma tu la riprenda. Un altro termine vabbè, no, cos'è? Ma l'abbiamo andata a puntare la trasmissione. No, legalizziamo. Va bene. Vacca, perché noi siamo... È come quando uno dice porca troia, o uno o l'altro. Non si dice. Inutile riposizione. Mandare in vacca. Comunque, al di là della vacca che ormai è andata nelle ortiche, altri detti bosini, torniamo, quindi bisogna ritirarla dalle ortiche, inutile lamentarsi. Pizzicano. Esatto, pizzicano, come questo tentativo di ritornare sull'argomento, ma ce la faremo. Ma la Franzoni può essere davvero innocente? Come diceva lui, poche prove, erano in 2. Non è stata trovata l'arma del delitto. Non è mai stata trovata l'arma del delitto. Io credo che un giornalista non debba essere innocentista, giudice, ecco, assolutamente. Però neutralista. Sì, l'arma del delitto non è stata trovata, il movente non si è capito. Ci sono dei gossip irripetibili, dei gossip che non scriverò neanche mai e che non dico neanche, ma ci sono dei gossip. Puoi dire qui tanto adesso ha un pulsante rosso così, sono Gregoretti, lo fornisce il software proprio. Sì. No, ma dai, non stiamo registrando, puoi parlare liberamente, questa è una prova. Non siamo davvero in diretta, c'è musica classica. Sento Beethoven. No, ci sono dei gossip che magari dopo siamo fuori, perché sennò però quei gossip che tanto sono gossip sempre che hanno uno sfondo sessuale, ovviamente, sempre. Sì, di solito, no, da questo punto di vista. Allora anche lì si spiegava questa visibilità del processo, che in effetti ha avuto una visibilità anonima. Cioè, scusate, anomala. Quando parli di sesso con lui comincia a scommettere, anche se sono citato. No, non provare. Sei tu che mi porti. Okay. È lei? No, perché indicava me, quindi ho detto, non so, se indica me, mi alzo e me ne vado, non è che... Scusa, mia Malika, devo dire che sei assolutamente la più bella in questo studio. Grazie. Dopo attenta valutazione. Dopo attenta valutazione. Ma solo perché il regista è rimasto fuori. Perché questa valorizzazione così anomala del delitto Franzoni a livello mediatico? Insomma, ha ammazzato un bambino. Però ne succedono eppure in 2 giorni. Mamma ha ucciso figlio. È stato il primo. Era il primo. Cioè, non è stato il primo caso di cronaca mediatico, perché il primo caso di cronaca mediatico è stata la storia del povero Alfredino scivolato nel vermicida. Però è stato il primo caso di cronaca che ha avuto, cioè, il plastico di Bruno Vespa e Maurizio Costanzo e le impronte dello sconosciuto, e sono entrati in ballo tutti i criminologi più o meno accreditati e i servizi segreti e il maresciallo dei carabinieri che chissà come mai era lì, sempre lì in casa. Insomma, è la scena del crimine che è stata inquinata, perché quindi unendo i puntini il maresciallo dei carabinieri c'entra del gossip del sesso. No.
L'ha detto Procaccino. No, sto cercando di mettere in... sta sempre il visto maresciallo. Quello è il maresciallo, controlla il territorio, vigila, controlla. Era manco si è accorto che c'era Mina che girava nel box. E la psichiatra che dice che le è scoppiata la testa, anche la psichiatra era sempre lì, ma perché era sempre lì? Perché se la faceva col maresciallo. Ci sono delle anomalie, quindi, non solo nella sua vita. No, ci sono delle anomalie. Poi sono state dette delle grandi falsità, per esempio la sua parentela con Prodi, quella era, con la moglie di Prodi, quella era una falsità, stupidaggine. Non è mai stato chiarito se era vero. Io sono andato anche a Bologna a cercare in questura se era vero che suo marito avesse avuto un ruolo nella vicenda della Uno Bianca, no? Come testimone o come collaboratore o come no. Insomma, in qualche modo intorno a quella vicenda, è vero? È girato di tutto. Anche quello. Lei era una persona che soffriva di un disagio borderline, credo che questo sia stato accertato, e che soffrisse da tempo di un disagio borderline, anche dai racconti degli abitanti del suo paese questa cosa veniva fuori. Poi si è parlato di una perizia psichiatrica. Spieghiamo in 30 secondi cosa vuol dire disagio borderline. Io con Malika. Sì, stai lì che c'è la borderline e non la devi... Poteva essere psicotica, poteva avere un disturbo della personalità forte, no? Di questo Meluzzi parla, però non ha giustificazione, tant'è che non è stata, no, poi è stata messa in manicomio criminale a un certo punto, sì. È lì che l'ho conosciuta. E la sindrome di Medea, no? La mamma che ammazza i figli. E poi dimentica tutto, è possibile. Ed è nella letteratura psichiatrica c'è la tesi possibile. Abbiamo tempo anche per attaccare due storie che forse ci riguardano, mi permetto di dire, più da vicino, perché sono ambientate nel lato oscuro dell'apparato dello Stato. Sto parlando di Ilaria Alpi e di Nicola Calipari. Sì. Sono due storie a 10 anni e passa di distanza l'una dall'altra, però bene o male siamo lì. Allora, intanto siamo nei servizi segreti all'estero, per intenderci, siamo in quello che corre parallelo a certe missioni. È quello che corre parallelo in certe missioni, certo. Io ho dato spazio a tutte e due le storie, perché tutte e due le storie sono avvenute a marzo, quindi il primo numero Ilaria Alpi, ho pubblicato, diciamo, gli stralci di un documento che io avevo, che mi portavo dietro da tempo, e dove si racconta di alcune cose che erano successe in Somalia, e dove c'è anche il ruolo. In Somalia agiva un gruppo, diciamo, non controllato, ma agli ordini degli apparati. Ma non è detto che sia coinvolto questa unità. Ecco. Però c'era, ma credo che ci sia sempre. Ancora, immaginiamo. Sì. Certo. E gli elementi che portavano alla ricerca degli assassini di Ilaria Alpi, che non sono mai stati trovati perché probabilmente sono stati cercati nei posti sbagliati. C'era Taormina, ci sono le sue impronte. C'era Taormina, certamente. Non c'era. Non c'era. Però l'Una Bianca scusate, Taormina non c'era, ma questa è una cosa che voglio tirare fuori, e non so, ma Taormina, a mio parere, è stato il grande insabbiatore del caso di Ilaria Alpi, perché noi non ci ricordiamo, ma è stato il presidente della commissione d'inchiesta su Ilaria Alpi. Quella commissione, questa vale una querela. No, quella commissione. Vabbè, grande insabbiatore. Gregoretti senza querele. A me basta che ci fermiamo a una. No, Carlè, ho detto Carlè, dai, stiamo pazziando, Carlè, stiamo pazziando. Non c'erano le tue impronte. Mamma mia, non c'erano davvero. Essere permaloso. Noi ti facciamo i complimenti, ti vogliamo bene, ti portiamo l'acqua con le orecchie. Qua Procaccini ti fa su. Che devi fare? Faccia sotto i vostri piedi. Esatto, i vetri sporchi ce li ha nello studio, li puliamo. Io gli davo i fanali della macchina con la lingua e li dovremmo lavare davvero. Tutti quanti, il direttore fino a me e non Gregoretti appeso. Non c'era Baghdad quando meno male. Però difese Saddam Hussein, o ricordo male?
Ah sì? Io ricordo che si propose come difesa nel tribunale internazionale il fantasma di Taormina che aleggia su di noi, saettando querele, però ci perdonerà perché lui è magnanimo Taormina, quindi sa che così. Ma non è che poi in sabbiature, io me ne faccio le sabbiature, sono belle, al mare, una meraviglia, uno si mette. Esatto, è parola bagatellare. Siamo una radio molto piccola e fragile, Gregoretti, devi capirci. Offriremo Malika a Carlo Taormina. Infatti volevo starne fuori, ma non ce l'ho fatta. Allora, scherzi a parte, riprendiamo la situazione di Ilaria Alpi comunque. C'erano dei traffici gestiti probabilmente da apparati, se non dello Stato, allora, qual è il rapporto? Cosa aveva trovato? Allora, lei aveva trovato tante cose. E non dimentichiamoci che aveva trovato e Miran Hrovatin aveva filmato. Le cassette non si sa. In particolare lei era stata a intervistare lo sceicco del Bosaso, e perché lì c'erano dei pescherecci dell'ammiraglio Mugne che ufficialmente trasportavano banane, ma che in realtà trasportavano fusti di rifiuti tossici e anche radioattivi che hanno interrato in Somalia, che è diventato una cosa velenosa solo. E c'era bisogno di arrivare fino là, veniva una casetta, non c'era più posto. Non c'era più posto, probabile. E lei aveva probabilmente ripreso dei militari italiani che prendevano questi fusti senza i adesivi, vetro, però con il nome. Questa è una cosa. E un'altra pista. Questa è un'ipotesi o è qualcosa di più? Questo è un fatto che è successo, ma non è accertato che sia la causa. Perché non ma lei li ha ripresi, quindi? Sì. Queste immagini esistono? Sì, esistono. Sì, chissà dove sono, però. Ecco. Però immaginiamo è morto anche il cineoperatore, gli hanno portato via le cassette, un po' come l'agenda rossa di Paolo Borsellino. Esatto. Esistevano anche degli appunti. Tutti i block notice di Ilaria Alpi, con i quali stava preparando anche un libro, sono spariti dalla nave che riportava la salma in Italia. La sua macchinetta fotografica è sparita anche quella. Con quella macchinetta fotografica lei aveva fotografato uno dei famosi stupri, che è la vicenda di cui mi sono occupato. Avevo fatto io. Aveva fatto lo stupro? L'esclusiva non lo so se è uno scoop. L'esclusiva di l'avevo fatto io, si parla di stupri. Mamma mia. Già siamo in un territorio molto scivoloso. Ma non avevo capito. Sono passati 30 anni, io mi appello a questa cosa, prescrizione stiamo parlando di storia, Rai Storia. Scusa, ma lei comunque aveva fotografato questi ufficiali non militari di leva che avevano fatto il gioco della bottiglia con una ragazza somala. Uno di questi militari, di cui non faccio il nome, il cognome. Ha fatto una splendida carriera, è entrato nei servizi, era in piazza Limonda a dirigere le operazioni quando uccisero Carlo Giuliani, e lo stesso fu interrogato da Luciano Violante proprio sui fatti di piazza Limonda. Questo getta ombre su piazza Limonda, o secondo lei è una casualità? Piazza Limonda c'è l'ombra della famosa pallottola subsonica. Non era una band musicale, Subsonica. Sì, sono pure sciolti. E arrivava da Torino questa pallottola. Esatto, dal cielo planava. Vabbè, ma però adesso come fa Lucarelli, no? Come fa Lucarelli? Lo ritroveremo a Piazza Limonda, ma lasciamola lì. Torniamo in Somalia. Torniamo in Somalia. Lei fa la foto di questi atteggiamenti. Se ne accorgono e scappa aiutato da un maresciallo dei carabinieri, che poi racconta tutto questo in un documento, in un diario che poi dopo mi consegnò. Quindi diciamo tutta questa ricostruzione che ci hai fatto, anche delle immagini che ci sono state di questa foto, viene da una fonte che è questo maresciallo dei carabinieri. È una delle fonti, sì. Cioè, che conosceva Ilaria Alpi. Sì. Lui adesso è morto, perché voi non sapete forse che già in Somalia c'era l'uranio impoverito.
Ecco. Ma sappiamo anche che tutti quelli che stanno attorno a Gregoretti prima o poi muoiono. Ma infatti questo ho messo Malica da questa parte. È stata la cosa aperta una volta ho visto Gregoretti, il tristo mietitore, ho detto è già arrivato il mio giorno. Mi spiace, ma vabbè, Gregoretti, ma tu quando attraversi la strada guarda bene se è verde. Ma a me, io non conto niente, non fanno neanche finta che è un incidente, capito? Fanno così, cioè, capito? Già a te sei un avvocato. No, perché lì sono stati degli incidenti, però, Sì, però sono morti tutti quelli intorno a Ilaria. Appunto, morì Vincenzo Licausi, che era un agente bravissimo dei servizi segreti italiani ed era amico di Ilaria Alpi e aveva consegnato a Ilaria Alpi un sacco di documentazione. Morì colpito da una pallottola vagante. È morto a Livorno il capo scorta del generale Loi, un colmoskin che si chiamava maresciallo Mandolini, del nono colmoskin, e si dice che il colmoskin è talmente addestrato che soltanto un altro colmoskin può. No, come per dire, sono i Navy Seals italiani. Noi purtroppo dobbiamo fare una breve pausa. Che peccato! Però prima di mandare la pubblicità, no, subito la pubblicità. Ma stai scherzando? C'è anche l'amministratore subito. Salutiamo, ci inchiniamo. L'ex amministratore, che Taormina ovviamente farà chiudere la baracca. Quindi salutiamo anche l'ex amministratore, Gregoretti Factor. E stavamo dicendo che hai lasciato quella famosa agenda a Marco Pinti. Ma adesso deve andare a Radio Radicale, Gregoretti, lo salutiamo. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È in arrivo un supereroe. Pazzesco, vero? Come non lo avete mai visto. Quanti anni hai? Di base 15. Ha grandi poteri. Sei immune ai proiettili. Ha solo bisogno di fare un po' di pratica. Hai folgorato un autobus e quasi fatto una strage. E poi l'ho preso al volo. Per diventare un supereroe basta una parola. Shazam! Shazam. Ciao, sono un supereroe. Dal 3 aprile al cinema. Tutto quello che voglio è stare con te, ma non posso. State lontani. A 2 metri di distanza, lo so. L'emozione di un amore oltre l'impossibile. Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di riprendermi qualcosa indietro. Solo 1 metro più vicini. Ci stai? Con tutto me stesso. A 1 metro da te, dal 21 marzo al cinema. Dall'immaginazione di Tim Burton. Insieme spiccheremo il volo sulle sue ali. Vivi una magica avventura che non conosce limiti. Ho già i brividi. E una nuova storia che ti farà volare. Ecco a voi Dumbo, l'incredibile elefante che vola. Dumbo, dal 28 marzo al cinema. L'incarico di premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Quell'uno che 8 anni fa è stato eletto per sbaglio presidente della Repubblica. No! Lo so, avevo lasciato la politica, ma la mia amata Janice mi ha abbandonato e per riconquistarla ho accettato il nuovo incarico. Ci vediamo a Palazzo Chigi, cioè al cinema. Bentornato presidente, dal 28 marzo nei migliori cinema. Infiltrato di Fanpage incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del Trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ad Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti. È proprio di questa esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 32 euro al giorno. Lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli e tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno. Non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale. Cioè, loro mangiano riso cotto con sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile
eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 euro che qualcuno non te li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io appunto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone, è un giro di cassa impressionante, a 1000 persone sono 12 milioni l'anno.
Classico, parlo male. Come li vivi questi segreti, queste doppi fondi dello Stato? Doppi sensi di Procaccini. Che domandone. Me la puoi rubare se ti piace? Sì. È tua, No, sono curioso. La risposta è sua, ma doppi fondi è tua. No, allora poi. Marica, vai, cosa ne pensi tu quando ti dicono, non lo so, abbiamo detto Ilaria Alpi, e tu come me, che siamo l'uomo della strada, vai su Rai 3, stai facendo zapping e c'è il film con la mezzogiorno e te lo bevi, ecco, ma ti viene il dubbio di dire o no? La verità è che tu hai detto che la mia amica è una donna di strada, tu uomo di strada, le donne di strada. L'uomo della strada. Cioè, tu dici, vabbè, sono quelle troppo più grosse, no? Sì, non so cosa dire al riguardo. Sono robe talmente più grandi di me che se anche ci fossero non avrei gli elementi di... Ed è un problema arrivare al pubblico che siamo noi, che alla fine la viviamo così la cosa. Cioè, adesso parliamo di Calipari. Sì. No, vabbè... Prego, vai. C'era quella cosa dei doppi fondi. Sì, c'è sempre un doppio fondo. Che ci sono stati, no, adesso non so più come funzioni, ma ci sono sempre stati i fondi, scusate, devo attaccarmi al microfono, ma da lontano guardavo meglio Marino. Anche da vicino non ti vedo. Esatto, come mai siamo diventati ciechi. È la manutenzione, si sa. Comunque, vabbè. Troppa manutenzione. Bisogna trovare sempre un giusto equilibrio. Esatto. Questi scontri, vabbè. No, esatto. Impari. Comunque, come sappiamo. Dove eravamo? La credibilità di Gregoretti la stiamo distruggendo noi. Io lo dico. Massonerie deviate, voi lo infangate da anni, noi stiamo riuscendo in quello che voi non siete riusciti a fare in 5 minuti. Ma una medaglia ci dovete dare. Ecco, dicevi, doppi fondi. I fondi riservati dai servizi segreti sono sempre serviti a fare delle operazioni, no? Sono stati usati per esempio per pagare i riscatti di persone sequestrate, e lì ci sono degli intrighi che hanno portato anche delle situazioni drammatiche come quella del magistrato Lombardini a Cagliari. Vabbè, adesso non voglio dilungarmi su questo, e sono probabilmente stati usati anche per pagare dei riscatti ai terroristi. No? Sì, molto probabilmente, quasi sicuramente. Posso dire, io personalmente non ci vedo neanche niente di male, perché da questo punto di vista. Dipende. Il dibattito è aperto. Però... il dibattito è aperto, ma se tu paghi e gli altri no, e quindi generi poi, fomenti, arricchisci, dai moneta ai terroristi... Prima ti porto a casa, poi ne parliamo. Parlano con gli americani che invece li lasciano là. Sì, perché loro hanno un concetto insomma un po' diverso. Vabbè, lasciamo perdere. No, il problema è che sono comunque, da un punto di vista, diciamo, politico-morale, sono soldi pubblici. No, sono comunque soldi pubblici. E una delle ipotesi della morte è perché sull'uccisione di Calipari sono state subito confuse le acque, no? Perché è stata fatta una cortina fumogena molto importante. Non so se vi ricordate, all'inizio si era detto che la Toyota era stata crivellata di colpi, invece quando è arrivata l'abbiamo vista al telegiornale che non c'aveva manco un colpo. Beh, qualche colpo c'aveva, ma non era crivellata. No, ecco. A me risulta che Calipari sia stato ucciso da un colpo sparato da un cecchino in testa, quindi miratamente. In macchina, in quella Toyota, non c'erano solo Calipari e la Sgrena, c'era Calipari, c'era un maggiore dei carabinieri davanti, c'era dietro la Sgrena con altre 2 persone. Una di queste 2 persone si ipotizza che fosse un terrorista, fosse un terrorista che insomma doveva garantire che era ferito, che volevano portare nascostamente in Italia a curarsi. Ancora più triplo fondo qua. Un'altra ipotesi invece dice che la Sgrena era dietro, in mezzo ad altri 2 diciamo carabinieri che quello sarebbe un modulo di protezione. Ecco. O anche una che abbiamo sentito qua con Fafano, che fosse dietro da sola con i 2 davanti. Questa sì,
Però sì. Una cosa è certa, io neanche io ero con Taormina, però voglio dire, salutiamo di nuovo. Salutiamo di nuovo. Carlo, puoi cambiare stazione, non c'è problema. Io un giorno, insomma, quando mi occupavo di questa cosa, un signore degli apparati mi disse di andare in un bar di Firenze, di andare nel bagno di questo bar di Firenze e di prendere un foglietto che lui aveva lasciato dietro un sciacquone. Prima di WhatsApp, vedete cosa si doveva la vita. Ma secondo me lo faceva anche per fare scena, però in effetti io andai a trovare questo foglio con degli appunti. E c'era la lista della spesa e c'erano scritte alcune cose sulla vicenda di Calipari che erano abbastanza, che io ho riportato, non tutte perché alcune mi sembravano un po' forzate, però ce n'era una che parlava di un fantomatico modulo Mammut, che io non so perché si chiama siamo Mammut. arrivati a Sanremo. E siamo arrivati Mammut ha vinto siamo arrivati a Sanremo forse davvero con soldi, tanti soldi. Esatto. E questo modulo Mammut prevede che c'è che diciamo nel caso di Calipari la macchina arriva, c'è un frastuono di colpi sparati a caso in aria, eccetera, c'è un faro che illumina chi guida e c'è un cecchino che spara un colpo all'obiettivo. È una procedura, diciamo, è una procedura, non so perché si chiami modulo Mammut. Vabbè, non lo so. E nella spiegazione questo foglietto c'era scritto che gli americani erano arrabbiati perché diciamo il governo italiano aveva deciso di pagare, poi la cifra variava, qualcuno diceva 5, qualcuno diceva 8 milioni di euro ai terroristi per liberare la sgrena. Gli americani dicono adesso basta perché continuate a dare soldi a chi ci spara addosso, si comprano le armi per spararci addosso. Questa era un'ipotesi che tu hai registrato, perché poi alla fine questo si fa, no? Anche sui Lariardi sono ipotesi fondate che prima mi dicevi vengono da fonti molto credibili e quindi non stiamo parlando così tanto però è chiaro che il giornalista questo deve fare, no? Poi legare i puntini e cercare di spiegare alla gente che cosa è successo. Io quello che mi colpì molto della storia di Calipari e di Giuliana Sgrena fu anche lì una spettacolarizzazione. Allora, quando ci sono dei fatti del genere viene istituita una unità di crisi. In quel frangente era stata istituita al SISMI, che erano i servizi segreti militari italiani. In teoria, in pratica, poteva accedere a quella stanza dei bottoni per seguire, che ne so, operazioni in diretta soltanto il capo del SISMI, forse il numero 2, che però allora credo si trovava proprio in Iraq, che era Marco Mancini, il capo era Niccolò Pollari, il presidente del Consiglio e il sottosegretario che ha la delega sui servizi, che era Letta. Basta. Invece partecipava regolarmente anche il marito, il compagno Pier Scolari si chiamava, il compagno di vita della Sgrena, che faceva. Questo è così il rituale? Sì. Non può servire per tenere sotto controllo la reazione del familiare, no? No, perché la mia chiave di lettura è che in realtà non erano così lontani dai servizi, capito? Ecco. E peraltro se tu pensi, scusami un inciso, che uno dei caduti di Nassiriya, una delle compagne, non ha avuto la medaglia, non ha potuto partecipare a tutta la celebrazione perché non era sposata in qualità di compagna, neanche una merdosa medaglia, questo finisce nella stanza dei bottoni perché è compagno. Non funziona più. A me affascina capire come funzionano queste cose perché la legge sfuma. Si entra appunto nel mondo dei servizi dove il fattore umano diventa determinante. I servizi in fondo a destra. Esatto, di solito sono molto a destra, soprattutto deviati, vanno molto. Non c'è mai la cartigina. Ma non è vero che sono molto a destra, No? Non è assolutamente vero che sono molto a destra. I compagni dei servizi, allora li salutiamo, compagni dell'AISE. No, non so. Marxisti per l'AISE. L'altra cosa che si diceva, ma questa è proprio, secondo me, di pessimo gusto, però si diceva che la morte di Calipari ha fermato la sua
la sua carriera perché era destinato a diventare lui il capo dei servizi segreti che allora militari del SISMI. Ecco, io ti parlavo del fattore umano perché tutte le persone che hanno avuto a che fare con Calipari, anche in una situazione informale come quella che possiamo vivere noi adesso, te ne parlano con una luce negli occhi che si vede che non stanno mentendo. Doveva essere una persona con una straordinaria carica umana. Penso di sì, o non è che... Questo è quello che ti posso portare io, insomma. Non ho questa conoscenza così approfondita e io ho conosciuto persone che hanno lavorato con lui ai tempi dello SCO, per intenderci, e quindi loro hanno una persona straordinaria. E per questo dico, dove le leggi finiscono, iniziano le persone. Sì, poi in quegli apparati molto spesso fa la differenza, anche nelle... diciamo nei settori di investigazione più operativa come lo SCO, come il ROI, spesso quello fa la differenza perché lì si tratta di salvarsi la pelle. L'ultima domanda, poi dico sempre con te, passeremo anche all'altro ospite, magari già vediamo. Ma se no lo facciamo nell'altra mezz'ora. Lo facciamo nell'altra mezz'ora. Ti vedo così contento con la povera Malika si sente ignorata. Tu guardami negli occhi. Ma tu ti chiami Malika. Io ti ho chiamato Marika. Va bene, fuori dai giochi. Non importa. No, la domanda da $1 milione è: i servizi segreti oggi, che tu sappia, all'estero e in Italia, allora quali sono i punti di forza e i punti di debolezza? Tu che questo ambiente un po' lo conosci. Lui sei venuto qua per vendere il suo giornale, tu stai facendo una cosa da addetti al settore, non se lo comprerà nessuno. Questo è un giornale Nuova cronaca, un po' di pubblicità, è la macchetta che gli avevo promesso. Nuova cronaca. Abbiamo 10 minuti per dire nuova cronaca. Nuova cronaca, 10 minuti, nuova cronaca. Il mattino a loro in bocca. Esatto. Bellissima citazione. Dunque, servizi segreti, allora c'era il discorso che facevamo prima dei fondi riservati e dei soldi. Purtroppo i soldi sono sempre la variante negativa. Non me lo dire a me, non ce li ho mai. Ecco, perché per esempio in tutte queste vicende di terroristi pagati dai soldi dei servizi del governo, poi salta fuori che viene dichiarato che sono stati dati, che ne so, 8 milioni, ma in realtà ai terroristi ne arriva 1,5. È un classico. Capito? Allora, e questo purtroppo è un elemento che ha fatto male ai nostri servizi. Noi abbiamo tanto vituperato i servizi segreti del generale Miceli e del capitano Labruna. Erano dei servizi segreti veri quelli che funzionavano. Erano secondi forse solo ai servizi del Vaticano, che per tanti anni sono stati, diciamo, alla pari del Mossad. Perché non c'erano spazi di corruzione. Sì. Adesso c'è stato, quando hanno rapito e poi ucciso il povero Giulio Regeni, era in corso all'interno dell'AISE un repulisti che riguardava 70 funzionari che, da come risulta a me, erano stati presi con le mani nel sacco rispetto al pagamento di che cos'erano i 12 milioni per la liberazione di quelle due dementi che erano andate a fare le copie. Capito? Scusate, mi è scappato. Vabbè, ma se sono vive si può dire tutto. Io, le persone liberate, quando sono liberate, apriamo, insultiamo. Sì, ma loro, sì, certo. Se no, loro erano partite credendo di andare a fare la liberare il mondo. Poi, vabbè, comunque. Io ho questa regola qua: quando uno è libero si può, quando è sequestrato lo paghiamo. Però la liberazione della sgrena è costata la vita a Calipari. Sì, e questo infatti siamo qua a parlare. Ha fatto incazzare gli americani, perché con quei soldi, che poi per fortuna da 12 sono dietro però eravamo un punto, cosa compravano con 12 milioni? Un punto interessantissimo, e poi noi ci perdiamo giustamente come si perde tutto. 70 funzionari per una struttura come l'AISE è una roba grossa. È abbastanza, adesso non so quanti siano i dipendenti. Adesso neanche io lo so. Non è Poste Italiane, insomma, esatto. Quindi saranno 70 è una roba grossa. Sì. Quindi vuol dire che è in fase di riorganizzazione. I servizi sono in perenne fase di riorganizzazione e secondo me il tema è proprio quello dei soldi, della gestione dei soldi, perché tutto ruota lì. Anche quando fu ucciso Vincenzo Licausi in Somalia, l'amico di Ilaria Alpi, lui era stato mandato in Somalia
con la scusa di indagare sulle torture e su queste cose qui, ma in realtà era stato mandato in Somalia perché aveva scoperto chi si era rubato 2 miliardi dalle casse della Marina Militare alla Spezia. Sono sempre sti soldi, capito? Sono per questo che faccio le vacanze in Italia. Pericolosissimo. Esatto. Però per tornare alla tua domanda, i servizi segreti oggi, secondo me, a parte il discorso dei soldi, sono un po' troppo vittime della tecnologia. Si sono perse un po' le abitudini, l'indagine tradizionale. Gli americani sono sempre stati un po' vittime della tecnologia. Quando c'era il muro di Berlino, il KGB, quelli del KGB che erano come dei napoletani, creativi come Luca, quindi facevano delle cose incredibili, battevano regolarmente quelli della CIA che definivano come agenti cretini molto ricchi. Gli americani, quelli della CIA, sono agenti cretini, era un altro termine, molto ricchi. Vedi. Ecco, adesso anche un po' gli italiani hanno questo problema della tecnologia. Secondo me un po' sì. Cioè l'intercettazione, la localizzazione, il drone, la foto, la roba, però alla fine cosa sta succedendo te lo dice la persona. Un po' sì, perché certe volte magari il satellite può localizzarti, può dirti ma non sa veramente cosa tu stai facendo o cosa stai per fare. Il pedinamento magari invece sì. Ecco, ma le reti dove l'Italia è più forte all'estero, quali sono? Ancora le ex colonie, Corno d'Africa e Libia? Le reti in che senso? I paesi dove il servizio italiano ha voce in capitolo? Diciamo. I servizi italiani sono molto nell'area libica, perché la vicenda di Regeni si colloca, prima o poi su Nuova Cronaca lo faremo, si colloca. Nuova Cronaca. Tutti i mesi. Quando esce proprio? Esce il primo numero, è già uscito, il prossimo numero esce il 18 aprile. Però il primo numero è ancora in edicola. Sì, ma non se ne trovano più, infatti non sono riuscito a portarveli. Questa è una gran buona notizia. Non ce l'hai portato? Manda la cassetta, manda la musica. La cassetta. Non c'ho più neanche io, ho dovuto dare via il mio. Allora adesso facciamo la marchetta giusta. Sì. Nuova Cronaca, tutti i mesi in edicola. 18 aprile il prossimo numero. C'è la Franzoni. No, quello è il numero. Il prossimo cosa c'è? Poi ci sono i concorrenti che mi rubano le idee. Ma tu devo insegnarti io in maniera gesuitica, dici cosa c'è senza dirci cosa c'è. Allora, c'è il poster di Malika al centro, esatto. Intera pagina. Adesso con tutto il bene, Luca, e con tutto il bene anche a me. Il poster, quando ero giovane io, che non è tantissimo tempo fa, già non li guardavamo più. Come no? No, perché c'era già internet. Quindi non servono più i poster. No, i poster, cioè, io ho visto gli ultimi calendari, diciamo, perché quello, il calendario lo mettevi, in effetti, carta plastificata, aveva un suo... calendari di GQ, sì. Aveva ancora un suo perché, qualcuno lo prende ancora. Il poster no, però dici? Il poster secondo me non Vabbè, mandami una foto, Malika. Adesso c'è Poster Tube, c'è Poster Tube. Non lo sapevo. No. Vabbè, che cosa c'è nella cucina del prossimo numero? Nella cucina del prossimo numero? Lì? Nella Cambusa. Ci sono salsiccia alla Vaticana. Salsiccia alla Vaticana, buono. Quelle sono buone, salsicce. Sempre piatto buone, forte. E poi cosa? Abbiamo capito tutto, salsiccia alla Vaticana, abbiamo capito tutti. E poi cos'altro abbiamo? Poi che altro abbiamo? Abbiamo il processo che ti lascia perplesso. Pamela si può dire, abbiamo Pamela, sì. Ne abbiamo parlato proprio 2 giorni fa con l'avvocato che è veramente perplesso per l'atteggiamento della procura. Certo, che non si capisce. Però neanche io anzi, non solo non lo capivo, ma mi dava anche un po' fastidio come cittadino, però mi dicono che se cambiasse atteggiamento potrebbero esserci dei gravi problemi di ordine pubblico. Loro hanno avuto quella storia di Traini, che poi è stato così molto criminale, ha fatto una brutta cosa, però ecco, loro hanno paura perché pare che le immagini vere del cadavere dei resti della povera Pamela e alcuni verbali proprio di uno di quelli che è stato mandato a casa, se diffusi si provocherebbe. Quindi addirittura questione di ordine pubblico. È una chiave di lettura. Io non, cioè, una chiave, io essendo
ipersecretati. Non si può sapere se è vero. Non si può sapere se è vero. Però in quella famosa agenda che adesso è consegnata a Marco hai trovato anche questi foto. Che io lascio nel bagno del bar di Affori. No, a Firenze. A Firenze. Ma devo prendere Freccia Rossa, andare fino a Firenze. Che ci vuole un'ora e mezza. Poi proprio a Firenze andiamo. Così era. Ma non possiamo prendere Italo, scusa. Ma lascia perdere che già qua stasera speriamo di tornare a casa. Grazie a Luca Procaccini, grazie Malika. Oggi ti abbiamo fatto fare una puntata un po'. Va bene così. Gregoretti, insomma, si è messo lì, parlato solo lui, ha parlato. Era interessante comunque. Tutto molto interessante. E grazie a Marco Gregoretti. Grazie a voi, grazie mille. Noi tra poco finalmente parliamo di calcio. Finalmente. La telefonata non la facciamo. La facciamo. No, c'è il calcio adesso. C'è una partita là. Ma no, c'è il calcio, lo facciamo settimana prossima. Allora l'avverto. Che brutte figure. Ma prima pensavo di avertelo detto prima. Sì, ma non volevo interrompere Gregoretti, no? Ti faccio morire per niente, almeno lo facciamo parlare fino alla fine. Io l'ho detto alle 17:20, chiamiamo l'altro ospite, chiamiamolo in pubblicità. Lo chiamiamo e salutiamo. Ma giovedì prossimo facciamo con lui, con lei. Lui o lei? Lei. Loro. Te l'ho detto in diretta pure, neanche un avvocato. La canzone. Lui si arrabbia quando dici l'altro. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Nel continente nero, quelli che imbarcano le
E allora, mentre arrivano il risultato dell'Affezio Giro, noi ci colleghiamo con la redazione di Carta Canta Web con Andrea Datrino, l'interologo che ieri ha seguito la squadra nella trasferta a Genova. E insomma è stata una trasferta direi abbastanza interessante quella dell'Inter, sia per il risultato 0-4 per i nerazzurri, anche perché alla fine non aver paura di tirare un calcio di rigore l'hanno fatto tirare proprio ai Icardi, e su questo noi ci concentriamo quindi con Andrea Datrino. Benvenuto Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, raccontaci un po' questa partita travolgente dell'Inter, con anche forse la fine del caso Icardi? Ma guarda, ripartiamo dalle parole dell'allenatore avversario, Prandelli, che ha giustificato un po' la sconfitta della sua squadra, ha giustificato appunto dicendo che l'Inter si è presentata in maniera forse perfetta, ha sbagliato niente, ed è stato sfortunato perché l'Inter ultimamente di partite ne stava sbagliando. L'Inter però ha reagito dalla sconfitta di 3 giorni prima in casa con la Lazio, quindi è una squadra forte secondo me, ma con ancora poche certezze, soprattutto dal punto di vista della continuità. Sul caso Icardi invece dico che è una tregua momentanea, non è ancora un caso risolto, è un caso che riprenderanno secondo me in mano poi alla fine della stagione. Ecco, però a un certo punto c'è il calcio di rigore e alla fine è vero che insomma un calcio di rigore che sembrava scritto lo dovesse tirare lui, però gliel'hanno fatto tirare. Gliel'hanno fatto tirare soprattutto perché lui è il rigorista ufficiale dell'Inter. Poi abbiamo già visto che in sua assenza forse quello che potrebbe sostituirlo ieri non c'era, ossia Lautaro Martinez. Quindi piuttosto che far tirare qualcun altro lo è andato a calciare lui. Molto bravo, perché comunque andare a calciare un calcio facile di rigore, nonostante le pressioni, tutti i problemi che ci sono stati prima, pochi minuti prima lui aveva anche sbagliato un gol piuttosto semplice colpendo il palo, quindi diciamo che si è preso le sue responsabilità e poi è andata come è andata. Ecco, quindi un Inter che sembra lanciata verso il quarto posto e verso il terzo posto, scusami, il desiderio e lapsus freudiano da rossonero. Ecco, raccontaci in un paio di minuti anche il resto della giornata di campionato, sia nei suoi verdetti più chiari, sia in quelli che invece si attendono ancora oggi, ad esempio Atalanta-Bologna, Sassuolo-Chievo. Era una giornata che poteva dire tanto, soprattutto per la parte alta della classifica. In realtà nella parte alta della classifica ha vinto solo l'Inter, che si sgancia così dal gruppo delle inseguitrici per il quarto posto, rimane salda più o meno al terzo posto, perché comunque la distanza è abbastanza minima, 4 punti dal Milan. Ha detto invece tanto nella zona bassa della classifica, perché vincono Frosinone all'ultimo minuto e la Spal, anch'essa allo scadere su rigore contro la Lazio, e quindi sono vittorie importanti, in attesa, pesantissime. Peccato per entrambe le squadre, perché comunque quando vai a vincere una partita così, soprattutto contro la Lazio, immagino la Spal, poi speri che l'altra insomma non vinca, in realtà hanno vinto tutte, e quindi sono 3 punti pesanti, importanti, ma che in fine della classifica non cambia niente a livello delle distanze. Sì, a livello delle distanze effettivamente hai ragione. Non me ne vogliono Chievo e Frosinone, però molto probabilmente nella zona bassa c'è l'ultimo posto, il terzultimo posto, che è quello un po' più caldo, in attesa della partita di Bologna e Sassuolo, che sono quelle un po' più coinvolte. Ecco, che bisognerà capire se il Bologna dovesse perdere, è difficile immaginare che possa continuare la sua avventura in Serie A, poi dipende da tanti fattori, però queste iniziano a essere le partite decisive, credo, non so se sei d'accordo. Sì, anche perché mancano soltanto, meglio, sono ancora 24 punti in ballo, però sono 8 partite, 8 finali un po' per tutti, forse tranne solo per la Juve, che si sente un po' lo scudetto in tasca, però io non lo darei per spacciato il Bologna, nonostante dovesse arrivare una sconfitta. Alla fine la distanza sono abbastanza corte, e soprattutto nelle zone basse ci hanno dimostrato che a volte le partite un po' più scontate alla fine sono quelle meno scontate, quelle che possono un po' stupirci. Insomma, la vedremo. Intanto grazie ad Andrea Datrino, il Carta Canta Web. A voi, grazie.
Allora, adesso io mi metto d'accordo in diretta con la parte tecnica, dovremmo riuscire a recuperare l'ospite di cui dovrebbe già avere la parte tecnica e i dettagli che non abbiamo avuto tempo di fare prima. È Elisabetta Aldrovandi, che è stata eletta dal Consiglio regionale della Lombardia come garante delle vittime dei reati. Parleremo con lei nella settimana peraltro della legittima difesa, insomma di tanti temi che vanno a toccare le vittime dei reati e dunque la cronaca laddove incomincia a sfociare nello Stato di diritto, nelle garanzie che poi sono a beneficio di tutti. Tra poco quindi sarà in diretta con noi. Nel frattempo però la cronaca ci incalza tumultuosa perché ci sono due notizie che riguardano il Mediterraneo. Uno proprio l'acqua del Mediterraneo, perché la nave CI si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa e quindi c'è la possibilità che si apra una nuova crisi sul modello della Sea-Watch e delle altre, che questa notizia è di circa 30 minuti fa. Il capitano ha chiesto un porto sicuro a Italia e prima l'ha chiesto a Malta, ora sta facendo rotta su Lampedusa. Una notizia che invece riguarda la Libia, il generale Haftar sta attaccando, non si capisce ancora con quanta virulenza si tratti di una vera e propria offensiva militare oppure sapete come sono queste strane dinamiche tra milizie libiche, potrebbe trattarsi anche di uno sfoggio muscolare, cercheremo di capirci più avanti. Al momento però la notizia è che generale Haftar sta effettivamente marciando, questo è il tema che viene usato su Tripoli, non si capisce ancora, ripeto, quanto lo stia facendo per dimostrare la sua forza nella giornata in cui arriva l'inviato ONU Guterres, il segretario generale, quindi far vedere che sul campo è lui che controlla la situazione in maniera plastica e muscolare, quanto invece non ci troviamo di fronte a un Red Razionem. Nel frattempo però abbiamo raggiunto e ci ha raggiunto in diretta Elisabetta Aldrovandi, che è in onda con noi, dicevamo, eletta con un voto bipartisan garante delle vittime del reato dal Consiglio regionale lombardo. Benvenuta Aldrovandi. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, sicuramente è sempre una bella notizia quando la politica trova un accordo a tutti i livelli e quando si parla di Consiglio regionale stiamo già parlando a un livello di conflittualità abbastanza alto, quindi è sicuramente immagino un motivo di onore per lei, ma la domanda, quella che credo interessi molto le persone da casa, è: a cosa può servire un garante della sua levatura come garante delle vittime del reato? Sicuramente è una figura importante che va a riequilibrare la posizione tra coloro che commettono dei reati violenti e le loro vittime, perché noi sappiamo che esiste il garante per i diritti dei detenuti, tant'è che anche la Regione Lombardia giustamente ha il suo garante dei detenuti, mentre la figura speculare che va a tutelare i diritti delle vittime in Italia non esisteva quantomeno fino a poche settimane fa, quando la Regione Lombardia, prima e unica in Italia, ha istituito questa figura, peraltro su impulso anche dell'associazione di cui mi onoro di essere presidente, che è l'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Questa è una figura molto importante che va a cercare di creare una sorta di collante, di rete tra le varie associazioni sul territorio che si occupano di vittime, cercando di individuare le criticità, le cose che non funzionano, raccogliendo dati, cercando di capire quali sono gli aspetti non soltanto successivi alla commissione di un fatto di reato, ma anche processuali, durante il giudizio, quegli aspetti che dovrebbero in un qualche modo proteggere le vittime, ma tante volte le lasciano da parte. Infatti ricordiamo sempre che nell'ambito del nostro processo penale le persone offese sono parti eventuali, diventano parti del processo solo se si costituiscono parti civili. Ecco, quindi come vedete è un ruolo che sta a metà tra la rappresentanza ma anche una sua funzione, mi viene da dire, tra il politico e il giuridico. Lei come sta pensando, insomma, come sta interpretando questo ruolo? Sono ruoli davvero delicati anche nella loro possibilità poi di incidere pragmaticamente, però le potenzialità sono alte proprio perché c'è una forte credibilità e un mandato pieno. Esatto, infatti sono onorata del fatto che sul mio nome ci sia avuta una convergenza da parte di
di tutte le forze politiche, praticamente questa cosa sicuramente mi dà anche una maggiore forza per poter agire. È chiaro che io ho un foglio bianco da scrivere, perché si tratta di una figura prima e unica al momento in Italia, per cui il mio intento iniziale è sicuramente quello di prendere contatti con le varie associazioni a tutela delle varie vittime di reato che sono presenti sul territorio regionale lombardo e verificare in quale modo si può creare una rete tra di loro, perché molto spesso le associazioni lavorano per loro conto, non hanno stretti contatti, non hanno comunque figure di riferimento alle quali potersi appoggiare, e quindi fanno anche molta più fatica a portare avanti le loro battaglie e a ottenere i risultati che si prefiggono. Quindi questo sicuramente è il primo, diciamo, questa è la prima cosa che io intendo portare avanti. Poi chiaramente va da sé che sarà importante e fondamentale la coordinazione e la collaborazione anche con le altre figure di garanti che sono presenti in regione. Ecco, questa sicuramente sarà una delle sue missioni. Quale sarà invece l'agenda operativa, se già l'ha messa a punto, quella più prossima, cioè diciamo nel mese di aprile? Sta già pensando concretamente per attuare queste linee che mi sembrano più che condivisibili? Guardi, proprio stamattina ero a Milano dove ho incontrato gli altri garanti e abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo deciso di mettere in atto un coordinamento generale che coinvolga tutti nei progetti che vogliamo portare avanti. Sicuramente, come dicevo prima, il primo punto sul quale intendo procedere è proprio quello di prendere contatti con le associazioni di tutela vittime del territorio, partendo da Milano e estendendomi poi a tutto il territorio regionale, per capire chi sono, come lavorano, quali sono le criticità alle quali vanno incontro quando si trovano chiaramente ad avere a che fare con persone che hanno subito reati violenti. Ecco, ora una domanda che invece riguarda proprio la materia che lei tocca e anche ovviamente la testimonianza che lei può rappresentare. Quando ci si trova dalla parte della vittima, come si fa a disinnescare quello che poi è il grande pericolo? Tutti i psicologi insomma sono concordi nel fatto che la vittima un po' si autocolpevolizza e un po' in alcuni casi, come sappiamo, è più facile circostanziare e cercare di trovare dei distinguo per non identificarsi anche da parte dell'opinione pubblica. Lo vediamo di continuo, basta un piccolo elemento che permetta di utilizzare il senno del poi e si può dire se l'è andata a cercare, si può dire è stato imprudente, insomma è una materia molto delicata quella della vittima. Lei come si approccia soprattutto a questo tema dell'autocolpevolizzazione e di questa tendenza molto pericolosa nella società? Ma guardi, il tema dell'autocolpevolizzazione è un tema anche culturale, secondo me, è un retaggio comunque di quello che vuole la vittima, spesso anche donna, ma non solo donna, di violenza, come comunque una persona che in un qualche modo ha contribuito, ha favorito, diciamo, il reato subito. È chiaro che la vittima va sicuramente protetta, ed è anche vero che bisogna però fornire, io credo, delle indicazioni specifiche per evitare, per cercare di prevenire determinati fatti di reato. Sto pensando per esempio alle grandi città, alle periferie, alle zone un po' più pericolose, dove ovviamente mi sembra scontato consigliare alle fasce deboli, diciamo, della società, che possono essere gli anziani piuttosto che le donne da sole, di camminare magari di notte per strada senza un accompagnamento, per dire, perché comunque ci sono dei piccoli accorgimenti che le persone possono comunque mettere in atto per cercare in un qualche modo di evitare determinati fatti, ma ciò non toglie che comunque la vittima sia sempre tale. Sì. Quindi chiaramente io non posso. La stella polare è questa, no? Ma certo, assolutamente, io non posso essere d'accordo con
sentenze che vedono, non so, nel disagio emotivo una giustificazione anche solo parziale alla commissione di determinati reati, o comunque che trovano giustificazioni anche nel desiderio, comunque nel diritto per esempio del marito di avere rapporti sessuali con la moglie, eccetera. No, queste sono giustificazioni che non possono trovare spazio, perché possono creare dei precedenti anche pericolosi. Grazie mille di questa chiacchierata con Elisabetta Aldrovandi. Torneremo a parlare di questo tema e insomma ci consideri a sua disposizione. Grazie ancora. Grazie, arrivederla. Allora, noi adesso vediamo di andare un po' di corsa, ma dovremmo avere tutto. Partiamo dal eccolo qua, devo solo riuscire a trovarlo, ma ce la faremo. Taratatan, eccolo qua, era qua il nostro Plin Plin, vediamo se lo troviamo, vediamo se riesco a trovarlo. Dove era questo Plin Plin? L'avevamo preparato, ma non lo troviamo più. Eccolo. Vabbè, abbiamo qualche problema tecnico, vediamo se riusciamo a trovare il nostro spazio, quello che io chiamo impropriamente Plin Plin, ma come voi ben sapete si tratta dello spazio Parlamento. Doveva essere questo, forse, vediamo un po'. L'avevo trovato con tanta soddisfazione e adesso non si trova più, perché come sapete quando una cosa ti serve non la trovi, quando non ti serve è sempre lì pronta. Non so se dalla parte tecnica riusciamo ad avere un aiuto in questo senso. Abbiamo ok, grazie mille alla parte tecnica che interviene prontamente, e con questo chiudiamo, giusto Robby? Quanto dura? Più o meno? Quindi mandiamolo e poi ci sarà tempo per un brevissimo saluto? Ok, brevissimo, ciao ciao. Qui Parlamento. Colleghi, grazie Presidente, onorevoli colleghi. I cambiamenti climatici oggi sono considerati la principale minaccia internazionale. Questo è l'esito di un'indagine condotta negli Stati Uniti sui cittadini di 26 nazioni, 13 delle quali, ovvero il 50%, colleghi del Partito Democratico. Prego. 13 delle quali, ovvero il 50%, ha dato tale responso. Negli ultimi tempi l'emergenza clima è divenuta il tema centrale a livello mondiale ed è stata inserita nelle agende di diversi governi. Una questione annosa e prioritaria, della quale obiettivamente si è parlato poco, troppo poco negli anni passati, e lo dico anche un po' con un tono di disappunto. E ora, un po' all'improvviso e tardi, come purtroppo spesso accade, grazie soprattutto a manifestazioni globali che hanno avuto risonanza in tutti i paesi del mondo, l'umanità pare aver preso finalmente coscienza che questo problema è reale e che non è più possibile rinviare. È doveroso ricordare, e la storia ci insegna, che nel corso dei millenni sulla Terra si sono susseguite ere glaciali ed interglaciali caratterizzate da arretramento dei ghiacciai e periodi di siccità. Tali fenomeni naturali tuttavia non devono essere utilizzati per giustificare i cambiamenti climatici, in quanto la scienza ha dimostrato che la mano dell'uomo ha accelerato tali processi, portando repentinamente ad un innalzamento della temperatura globale. Occorre però fare chiarezza, ragionare in maniera ponderata e non strumentalizzare un argomento così importante, puntando il dito verso chi oggi ha fatto progressi a tutela dell'ambiente. Parlo della culla della civiltà, della comunità europea, che più di ogni altra si è emancipata in tal senso, non come accade purtroppo in altre zone del mondo, esempio nei paesi emergenti, dove la sola convenienza economica ha avuto il sopravvento, ma soprattutto dove non vi è ancora piena consapevolezza dei danni che ciò arrecherà all'ambiente, di conseguenza a se stessi, a noi e al resto del mondo, perché tutto è in stretto collegamento, l'aria che respiriamo e l'acqua degli oceani che si muove attraverso le correnti e raggiunge anche i nostri mari. Oggi diverse aziende perseguono vie innovative, nuove tecnologie in grado di contenere, limitare e ridurre a zero l'impatto ambientale, dimostrando di aver compreso prima di altri che è necessario cambiare quanto prima possibile, denotando senso di responsabilità, ma soprattutto che si può fare. Si può fare industria tutelando l'ambiente allo stesso tempo. Si può e si deve fare economia circolare, per esempio, nel vero senso del termine, non solo fermarsi alle parole
solo perché se pronunciate hanno un buon impatto nella società in cui viviamo e poi non comprenderne appieno neanche il significato. Non si può quindi demonizzare un materiale o un intero settore perché trovare un capro espiatorio è più facile e perché questo tipo di approccio fa prendere più voti e crea consenso. La buona politica dice la verità, di fronte ai problemi individua la soluzione, non aggira l'ostacolo perché è più conveniente. L'economia circolare sta alla base del riciclo dei materiali, dove ogni rifiuto può essere visto non più solo come rifiuto in sé, ma come risorsa e fonte di ricchezza da rigenerare all'infinito, riducendo gli sprechi e il conferimento in discarica, così come prevede la direttiva comunitaria. E al tempo stesso creare un nuovo indotto e nuovi posti di lavoro con il mercato del riciclo. Oggi le alternative esistono, si può produrre e non inquinare allo stesso tempo. Questa è la strada giusta che la Lega vuole portare avanti, quella del progresso tecnologico che permette di mantenere il nostro importante tessuto industriale, dando la possibilità alle aziende, nei modi e nei tempi dovuti, attraverso opportuni incentivi, forme di premialità, di innovarsi, tutelando posti di lavoro e l'ambiente. L'altra strada da perseguire in parallelo è indubbiamente quella dell'educazione ambientale, a partire dai più piccoli. Sono quelli i momenti in cui si apprende e si consolida la consapevolezza di che cosa è giusto e di che cosa è sbagliato, oltre alla grande fonte di insegnamento che può rappresentare ognuno di quei ragazzi quando torna a casa e la condivide con i genitori e il resto della famiglia. Perché ognuno di noi con un piccolo gesto può essere artefice, insieme a 1000 altri, di un disastro ambientale o della salvezza dell'ecosistema, del quale anche noi facciamo parte. Ecco Presidente, questa è la Lega che dopo aver constatato che il problema c'è, esiste, propone soluzioni e rimedi concreti. Condivide con il tessuto produttivo e industriale perché solo lavorando insieme, in sinergia, si raggiungono gli obiettivi. E per questo, a nome del gruppo Lega Salvini Premier, annuncio il voto favorevole alla mozione di maggioranza. Qui Parlamento. E dal Marco Pinti per oggi è tutto. Grazie a Roberto Colombo alla parte tecnica, grazie a voi, vi lascio Stefano Grazioli, ci sentiamo domani.